Questa è la chiesa di San Michele Arcangelo. Ci troviamo a Padova, in via Pozzoveggiani. È tra le chiese più antiche del Padovano e conserva affreschi che precedono di almeno 200 anni quelli della Cappella degli Scrovegni. Poco fuori dalla città, sulla strada per Bovolenta che ricalca il tracciato della via Agnia romana, tra il VII e l'VIII secolo viene costruita una prima chiesa, piccola, di forma cubica e cosa anomala per quei secoli con facciata rivolta ad est al posto che ad ovest. Tra il IX e l'XI secolo, sulla parete nord, vengono affrescati gli apostoli tra gli archi di un colonnato, con i caratteri tipici dell'arte carolingia. Poco rimane invece dell'affresco sulla parete sud. Dopo una donazione fatta nel 1130 da San Bellino, vescovo di Padova, la chiesa viene ampliata. Viene ribaltato il suo orientamento, con la facciata questa volta rivolta verso ovest, e viene dotata di 3 navate e 3 absidi. Tra il XII e il XIII secolo viene affrescato l'abside principale, con un Cristo Pantocratore affiancato dai simboli dei 4 evangelisti, di chiara ispirazione bizantina. Si può vedere quindi una mediazione tra la cultura nordico-occidentale degli affreschi più antichi e la cultura dell'impero romano d'Oriente degli affreschi fatti dopo l'espansione. Nel 300 la chiesa perde di importanza, nel 400 viene costruito il campanile e tra la fine del 500 e l'inizio del 600 viene trasformato in oratorio ad aula unica eliminando le navate laterali. Quella nord viene adattata a canonica, quella sud viene abbattuta, murando le arcate e le colonne. Abbandonata nel 700, nel secolo scorso si riscopre il suo valore, viene restaurata e vengono riportati alla luce i suoi originali affreschi.